alla cultura la dottoressa Franca Trotta. Buonasera. Grazie. Franca, ciao. Dell'amministrazione di Pomigliano. Allora Gino, ma quanto sei emozionato questa sera? Sono emozionato, ecco, io Magda, sono 50 anni che canto, io ho fatto il mio primo 45 giri, l'ho fatto nel 1900. No, 70, nel 69-70, io mi sono presa qualche notizia perché tu veramente hai fatto tantissime cose, sei nato nel 57, lo possiamo dire, e nel 67 hai già iniziato la tua carriera a soli 10 anni perché hai iniziato a studiare con Mimì Giordano, giusto? Bravo, sarebbe poi il papà del dottor Giordano che ha fatto autore del bellissimo brano Ipocrisia. Sì, chiamate la Polizia 81 e tante altre belle canzoni. Con tanto amore e tante altre canzoni, centinaia. E parliamo di questo primo 45 giri. Figlia Il mio incarcerata primo, sì, e scognuzziella senza senza mamma. mamma. Quindi è stato il mio primo 45 giri e guarda caso io all'epoca presi 20.000 lire. All'epoca. Erano bei soldi, Cioè venni penso, no? strutturato dal grande Pollio della Presenza, una grande casa discografica, invece mo si paga. Invece noi all'epoca venivamo pagati, però io direi Magda di andare avanti, Sì, no, far io devo ascoltare qualche bella canzone. Questa parte è importante. Brava. Ad un certo punto sei stato chiamato da Mario Merola e sei stato scritturato. Sono stato scritturato da Mario Merola, hai ragione, però l'anno prima io ho fatto una grande sceneggiata al Teatro Trianon con il grande Antonio Bonomo che sta qua in mezzo a noi, mi ha dato l'onore di essere qua e sta là, eccolo là, il grande Antonio Bonomo, e c'era Lino Crispo, Bianca Sollazzo, Maria Di Maio, Olimpia Di Maio, grande compagnia, e il capocomico era il maestro Vincenzo Acambora. Poi dopo l'anno successivo sono stato scritturato da Mario e ho fatto 5 sceneggiate con lui. Ok? Bravissimo, veramente. Direi di sospendere con l'intervista, queste sono cose che poi diremo man mano un po' alla volta, se no ci mangiamo tutto così e non ci rimane niente, va bene? Io li ho ritrovati, io li lasciai i bambini sia a lui che alla moglie, poi li ho ritrovati sposati con prole, con 2 ragazzi magnifici, Emanuela e Antonio, 2 ragazzi in gamba straordinari, e li ho riavvicinati, televisione, radio, e stasera grazie a loro io sono qui e con molto piacere. Allora ascoltiamo una prima canzone che si intitola? È una canzoncina allegra, grazie al maestro Gennaro Carbone che è stato il maestro di Mario Merola. La canzone è questa qua, la sapi tutti quanti. Forza maestri! Hey! Sentite a me, non mi parlate di dieta. Non me la vado a sfizio romagnano, o prora vegetale, o fiore l'acqua, questi ci pezzi a chi è voliterà. Quando mi senti da poco buono, che sia ricetta che mi fa sarà. Non spaghetti e porpatilla, cucinati dall'acqua e mare, 3 cifre e marmolilla, taratumba di quantità. La vita va capace, troppo nulla non ci sta, nata cosa che è più bella non mangiare. È bello mangiare, favorita che la faccio consolare. Venite signore, casa mangia buono, Pomigliano d'Arco, grande e bella piazza, ma che va porta, che va pace di chiatta, chiamato sarta per allargare tutti i vestiti che vanno stritta, ma avanza, facita lasciava, provata per una volta solamente, questo pranzetto dentro pascià, una soppietta di pasta e fagiolo, 2 salsicce e briariella, la frittura che va mariella, e una ruota con bacca. La vita va capace, troppo nulla non ci sta, nata cosa che è più bella non mangiare. È bello mangiare, favorita che la faccia consolare.
Grazie, grazie. E questa è una grande canzone del mio padrino artistico, grande Mario Merola, che sta là. Gli facciamo un saluto al grande Mario Merola e non solo, a tutti i grandi che purtroppo non stanno qui in mezzo a noi. Adesso un'altra canzone sempre del grande Mario, una canzone molto bella che lui la faceva sempre in tutti gli spettacoli e parla proprio degli emigranti, è una canzone molto bella. Eccola qua. Faccio telefonata. Voglio sapere voglio stanno pure. Ma stanno pure a mandarne malazie. Come amara sta lontana quando viene la famiglia, quando nava la davvente cartolina. Un divise giorno l'ora e la smania chiude figlia, quando sentono motivi da canzone. Dimma, vicino a te sta Gennarino, mi ha sonnoleto, come tu stai dormendo, abbracciami la forte, a tutte e due, dice la papa su e bombe assai, come amara sta lontana quando viene la famiglia, quando nava la davvente cartolina. Un divise giorno all'ora e la smania chiude figlia, quando sentono motivi una canzone. Lontana voi non resiste più, rimane piglio il treno e me ne torno a Napoli, ma sta sempre con voi, per non ve la sa più. Cambia i figli suoi, come la mamma che sta nei bracci, Napoli da tornato, Napoli chiama, un po' morire Napoli, un po' morire. Allora, Gino, complimenti. Grazie, Allora, Angela. adesso cosa ci fai ascoltare? Adesso no, sempre un'altra bella Vieni più al canzone centro, vieni più al centro, se no mi fa stare del di grande spalle. Mario, un classico che lui faceva sempre e come maestra avevo sempre sentito. E quindi Si tratta di pure con me. Pure con me, vai. Non c'è la stessa pippa tu, ma picasso come sei. E non mi scappa a ridere, senza sapere perché. Ma i suoni non si sentono, facile panicare. Bisogna un piatto silvaca, alta senti cantare. Dici tanto sta male, a male non c'è sta, ma lasciare
la libertà. Pure con me paziava, e prima mangiava e dopo mi votava, e la diceva bella, ma mica così bella, mi fatta davanti la cianella. Mica saputo fare, mica saputo fare. Sono giunto a trovare mamma, ma poi sono venuto a casa. Mamma mi ha detto è inutile, che sei venuto a fare? Tanna, tu tieni la mano, che te ne importa me? Gli vesti tutte, guarda, ma non sai per chi, per te. Mi amo, spisce da che fuoco mi ha cercato, niente che faccia a dicere. Voglio dire, mamma, pure con me paziava, e prima mi girava, e dopo mi votava, e la diceva bella, fa mica tu sei bella, mi fatta davanti la cianella. Mica saputo fare, mica saputo fare. È bello. Datemi a bere, tengo una arzura qua, e siete e frega i mani, ma trovo che sarà. E mo, proprio fa ridere, lo voglio confessare. Sì, si mi ingannava male, e mo faceva fare. Se a voi vi fate chiangere, o stessa fatta a me, ma mo sa da rendere, perché sacci io perché. Ya da bere la fuori, e una rosa in bocca, una curtellata in cuore, e se sentirà bella, ya da bere è più bella, e morita, cavolo cianella. Che sta saputo fare, che sta saputo fare. Grazie, grazie, grazie. Grazie a te. Gino Polese, applausi, però deve essere Gino, ci belli, vediamo forti. sicuramente dopo perché No. ci dovrai dare un assaggio di tutti i brani di quando eri piccolino, di quando hai iniziato la tua carriera. Allora adesso vogliamo presentare questa meravigliosa Sì, orchestra. ma prima di questa orchestra io vorrei ricordare che queste sono 3 serate organizzate ovviamente dal Comune per la musica europea, una cosa molto bella. La che festa della musica non poligliana. non fanno tutti ed è molto importante perché a mio avviso e anche a avviso di tutti che la musica è terapia, la musica fa stare bene. Tu quando stai nervoso a casa ti distendi, senti un po' di musica e stai buono. Bisogna scegliere anche Vero. la musica adatta allo stato d'animo. Certo. Se lo stato d'animo è giù bisogna scegliere qualcosa di più Portarsi ritmato su. per stare bene, Lo no? diceva anche Mike È una Buongiorno, grande sempre terapia. più su. Allora Sì. abbiamo ascoltato le belle melodie che hanno accompagnato il nostro Gino Polese. Io vorrei presentarvi ufficialmente tutti i professori d'orchestra e andiamo al basso dal maestro Mimmo Aprea. Perna. E che ha detto lui? Ma Perna. che la Rosanna Aprea, ma che busa la cervella stasera, capito? Lo sa che si perde, poi c'è sta Gino Perna pure, l'abbiamo con noi con Enzo Di Domenico, figurati. Poi abbiamo alla batteria un nome rinomato nella musica non napoletana ma musica italiana e forse anche mondiale. È il figlio di un grande maestro, il maestro Castagnella, che poi il proprio nome e cognome è Mimmo Di Nunzio alla batteria. Applausi, fate sentire le vostre mani. E poi a parte l'impianto microfonico, l'impianto audio e l'impianto luci, abbiamo una luce supplementare questa sera. Vedete come luccica bene? È un grande maestro. Nando, non mettere il dito nella piaga. È amico però. mio, lo posso fare, amico mio, ci vogliamo bene da 40 anni. Il maestro Gennaro Schiavo. Buonasera maestro, lo comprenda, mi raccomando. E adesso deve arrivare quell'artista che poi Quello lì. appena l'ha vista la signora, sai che ha fatto? No, che ha Era una fatto? signora un po' anziana Ah. che si accompagnava con un bastone a camminare, no? Allora appena l'ha vista ha detto, ah ma sei proprio tu, ha detto, fuori da allora la signora sta venendo con un bastone. Invece è andata ad abbracciarlo e tu puoi dire anche il personaggio che sta per arrivare che si chiama Gianni Sacco! Prego maestro! Vai prego. maestro.
accordo uno strumento. Ha fatto più cosa rito questo, ma chi normale. Hai capito, vai, che ti ha levato un gel cantare chitarra. Allora rifacciamo il tutto. Rifacciamo il tutto, va bene. Ci siamo? Allora, Gianni Sacco! Soldata di Cartella! Buonasera! Odere la cucciata, non c'è girata e capita la male, e marita cucina murata, a non mi affogano, mi affogano. Facciamo così, signore tenente, ma non mi bricione, non fa niente. Penso paese mio, che sono lontana, e sono a guidare, se non canti muore. Napoli è bella assai, Napoli è bella, Napoli sono innamorato, cantala zitto zitto, una canzoncella. La ginetta così signore tenente, cantate proprio che non fa niente. Penso paese mio, che sono sono napoletana, se non canti muore. La se non c'è una donna, ma fa lucente e dora cammarata. Tutti i compagni miei in da nottata, giagnano insieme a me. Cantano ancora e carica così signore tenente, chiama a fare per giorno, non fa niente. Il mio paese non costa, sta lontana, e c'è napoletano tanto sonno. Grazie. Allora, buonasera, bentrovati. Questa meravigliosa piazza qui a Pomigliano. Io voglio dire due paroline. Sono qui per omaggiare questo grande amico mio fraterno, vero artista, che canta da tanti anni, e un ragazzo che merita, Gino Polese, ok? Un applauso grande. E grazie a Vittorio per tutto ciò, ai nostri professori d'orchestra, vedi ci stai in certe parti, vedi? Ok? Hai trovato? Vai, ci sta. Allora, io vado a cantare una canzone di Giacca. Direte voi perché di Giacca? Ecco, per i giovanissimi che non lo sanno, all'epoca l'artista che cantava queste canzoni in teatro cambiava la giacca tra una canzone e l'altra per fare scena, per cambiare un po' il personaggio. E io vi riporto un po' indietro con gli anni con una storia molto bella. Vi auguro un buon ascolto. Sì, ci sta, Gennarino ci sta, eccola qua, vai. Scusate tanto dell'impertinenza, se non vi sbaglio siete voi marito, la figlia da Banana Vicenza, la benecatrice di Mascia Ferrovia,
casa per una cosa perdonate, innamorato sì da questa donna, o spiego che siccome sono pagato, tanto vedi questa persona, faccio saputo che non bene cuore, a nanna la catena a tutti e due, ma io mi prego non spazzasse amore, la donna figlio non è paura, e non ti mandate mai un perché, e cosa da riguardo su a me. Onesta, coraggio e una rosa, e se mettessi in dubbio sa rivivere, ma questo matrimonio non è cosa, dopo andate prima con me un Brasile, e poi non va bene per passa, mio figlio saggio non te ne parola, e passa manca bene, e poi la passa, e poi si dà una povera figura. Sentite a me, spazzate di st'amore, che si parla così, non nasce tutto, non mi recita che non tengo cuore, ma ci punta che la donna è morta, e non mi mandate mai un perché, e cosa che riguarda su a me. Che sono capo questo, perché io saccio che la capo io non sapete, sentite a me che se può bene questo, è inutile perciò che voi già niente, ma per combattere con senza vita, rimane con totale della fuga, ah no, so fai per quando c'è da dire, che muore me lascerà tutti e due. Tu mi parla e me guarda che faccio, 20 anni fa non ti fa male a vita, ma a me la tornaretti in tasti braccia, e tu Maria mia, tu mi sei figlia, si mostra una cosa io perché ho innamorato tuo e frate a te. Grazie, siete stupendi, grazie. Grazie a questa meravigliosa orchestra diretta dal maestro Gennaro Carbone. Vai, un applauso grande grande a questi grossi professionisti. Allora, io vado a salutarvi in collaborazione perché quest'anno ho messo la voce su una canzone ad un giovane, che poi tanto giovane non è perché canta da tanti anni, è un cantautore, e ci tengo tantissimo a questo ragazzo perché è una persona molto umile ed è bravo, e abbiamo inciso questa canzone insieme che ci sta andando anche bene. Ve lo faccio dire da lui, ve lo voglio presentare, Ivan De Luca. Allora, sì. Allora, prima di cantare questo brano con il grande Gianni Sacco, facciamo un applauso per il grande Gino Polese, un grande artista veramente, come si dice, con la A maiuscola di altri tempi, quindi quando si cantava. Un applauso anche a questa bella orchestra, ovviamente a voi che fate da cornice a questa grande manifestazione. Un applauso, vai, alla grande. E il titolo A figli e no compagni, insieme con il grande Gianni Sacco. Tecnico, vai. Hai capito? Ok, vai. Guarda, ti posso domandare una cosa? Che la guardia che posso fare? Ti ha innamorato tu?
insieme, fratello invece sposato, a chiamare alla fumata, a sapore a fatica. Oh vado non sapore è venuto, lo scuole non da rita, la verità, damma parola tua, la tua notte, fa monte da guaglione, figlia mia, povera amore mio, ma non mi venerà così, ma nascono da sempre che stava la verità, ti prometto appena esco dalla libertà, ma sposa è in da chiesa, chissà me ne accompagna. Senza pensiero più, ma il problema era solo tu, para non girare il team da fuoco, annamorata dove appartenere a me, la tua compagna e tu non puoi sbagliare, ma non mi sto capendo dopo che tu che va tutta vita mia, mamma decisa insieme, fratello invece sposato, a chiamare alla fumata, a sapore a fatica. Oh vado non sapore è venuto, lo scuole non da rita, la verità, damma parola tua, la tua notte, fa monte da guaglione, figlia mia, povera amore mia, ma non mi venerà così, ma nascono da sempre che stava la verità, ti prometto appena esco dalla libertà, ma sposa è in da chiesa, chissà me ne accompagna. Io stavo dietro, signori, e non si sentiva bene l'applauso per Gianni Sacco e Ivan De Luca. Lo vorrei sentire. Grazie. Intanto do anche la possibilità al nostro fonico di regolare un poco i volumi perché mi sento un poco pure io mi sento metallizzato. Allora Nando, questa sera stiamo regalando veramente un'emozione alle persone, soprattutto di qualche età in più, perché stiamo portando la canzone napoletana qui in piazza. Attenzione, voi avete sentito prima le due canzoni, quella che ha parlato Gianni Sacco, questa ragazza che purtroppo aveva il papà in galera e non voleva dirlo al fidanzato, ma poi quella bellissima che era Scusate una preghiera. Quella è un capolavoro, addirittura due che si fidanzano, il papà lo viene a sapere, il papà di lui, e finalmente all'ultimo va a dire alla ragazza questo matrimonio non sa da fare perché quello è tuo fratello. Signore mie, una tragedia bellissima, ma quegli autori storie che raccontano la canzone classica napoletana. Allora Vittorio, volevo salutare gli amici che ci stanno seguendo da casa, facciamo un bel applauso. un saluto a tutti i Ciao nostri a tutti. telespettatori di Telelibera. Anche gli amici di Facebook, ciao a tutti, buon divertimento. Vi lascio con Nando Iannuzzi e la brava Magda Manguso. Ciao a tutti. Grazie Vittorio. Allora io direi, perché ho visto tra il pubblico una persona molto importante. Ma come fai a aprire coppa? E io vedo tutto. Ma dire lui ci starilla. No, non è questo, è che riesco a intravedere insomma le persone, soprattutto quelle che mi sono rimaste al cuore. Devi sapere che qualche giorno fa ho avuto la fortuna di conoscere veramente una donna speciale, una donna che tiene tanto a questa cittadina e sta lì, è l'assessore alla cultura, la dottoressa Franca Trotta. Io vorrei dottoressa, che non venire. Dottoressa ci raggiunga un po' qui sul palco. Ci onori della sua presenza, guardate qua il comune di Pomigliano d'Arco che è assessore giovane. Dobbiamo dirlo. La dottoressa Franca Trotta ha ricevuto con un clamoroso applauso dal pubblico, eccola qua. È una persona che veramente particolarmente tiene al cuore i giovani, i cittadini, e questi momenti di aggregazione sono veramente molto importanti.
Assessore, a lei il microfono, e se vuole esporre se c'è qualche problema, perché in tutti i comuni stanno i problemi, siano tecnici che finanziari, li dica pure, perché il pubblico deve sapere certe cose. Assolutamente no. Allora, viva Pomigliano! Grazie, buonasera e benvenuti a tutti quanti voi. È veramente un piacere vedere tanta bella gente che si sta divertendo, perché questo è anche un genere che spesso, ahimè, non viene proposto nelle piazze. Quest'anno noi come amministrazione, io come assessorato, abbiamo voluto fare un bando. Sono già 3 anni che partecipiamo in questo periodo nella nostra città alla Festa Europea della Musica. Quest'anno abbiamo cambiato un po' le cose, abbiamo dato la possibilità di aderire a qualsiasi tipo di artista e di esibirsi, quindi noi come amministratori abbiamo dato la disponibilità di utilizzare questo bel palco audio service, e poi chi ha voluto rispondere e partecipare, a loro vanno i nostri ringraziamenti, perché ci tengo a dire che a tutti questi grandi artisti di ieri, di questa sera e di domani non viene corrisposto nulla, per cui ci tengo a dire e a ringraziare che se sono qui è perché a loro piace fare spettacolo, bella musica e offrire soprattutto una bella serata a tutti quanti noi. Quindi io veramente ringrazio questa bella orchestra, ringrazio voi, gli auguri vanno a Gino Polese per i suoi 50 anni, quindi un momento bellissimo. E che cosa dire? Continuate a divertirvi. Un ringraziamento ultimo, ma non per ultimo, va a Vittorio Verde, che io conosco. Grazie e buon divertimento a tutti. C'è un piccolo omaggio per lei, dottoressa, da parte proprio del festeggiato di questa sera. Gino Polese voleva omaggiarla di una targa e di questi fiori. Nell'occasione dei 50 anni di carriera di Gino Polese, l'onore di avere con noi l'assessore alla cultura, ed è un vero piacere. Io non voglio fare una raccomandazione, io ho visto già il personaggio com'è e quanto ama la città di Pomigliano. Non deve avere solo questo mandato, ma anche i futuri mandati, la dottoressa. Complimenti. Complimenti a lei. In bocca al lupo. L'ho sponsorizzata. Grazie, lei è di una simpatia unica. Unica, veramente, molto giovane e spigliata. Io direi di andare avanti con la prima voce femminile della serata, ce la presenta l'amico Nando. La voce femminile? È una delle prime voci femminili di questa sera. Una voce femminile di un artista, una voce femminile di un artista che anche lei ha cominciato un po' di anni fa. Pensate, sì, maestro. Maestro, prego, si accomodi, siamo pronti. Chi lo termo se caffè sta di spagandando. No, che l'ha aiutato, non sa se sia caffè e vino, però che l'ha aiutato. Sonno il maestro, no, ce la fa fino a mezzanotte il maestro. No, lui ce la fa. Maestro, ce la fa fino a mezzanotte. Allora, dicevo, questa artista cominciò da bambina e pensate che nel 1980 lei vinse un festival di Napoli con una canzone che io ho sempre definito canzoncina, però con il passare degli anni questa canzone si canta ancora. Infatti per lei il carissimo attore comico, lo ricordate, Franco Franchi, scrisse una canzone che fu presentata a questo festival e ne venne fuori vincitrice. La canzone era che lei faceva, chi se la ricorda la cantasse con me. Subbalille caccia fa. Ah, signora, ma che sa niente, capito? La conoscono tutti. La conosco. La faremo cantare, però prima penso che canterà un'altra canzone. Quindi questa artista poi è stata prestata a teatro e ha lavorato con i grandi del teatro italiano, poi naturalmente per un poco si è assetata dal teatro e è ritornata a cantare. Io stasera personalmente, grazie a Vittorio Verde, l'ho invitata qui perché il pubblico di Pomigliano deve ascoltare questa artista che non a caso personalmente in mia presenza la grande Giulietta Sacco l'ha definita la sua erede canora, va bene? Io non mi dilungo, vi dico solo che prima si chiamava Giusy, ma si chiama Giusiciano! Applausi! Buonasera! Buonasera a tutti! Ho innamorato mia preziosa e poi figlione rotolo e un minuto con un naso quando me ne fa amore sto zuzzoso
felice di stare qui in questa bella piazza. Ringrazio l'amico per festeggiare, l'amico collega Gino Polese. Io sono molto felice di essere qui, presenziare per lui. Facciamo un applauso per la sua carriera, un applauso alla sua carriera che sono 40 e oltre. Allora, io vorrei così salutarvi. Questa è la canzone che appena ascoltata io portai al Festival di Napoli nel 1980, scritta per me dal grande attore Franco Franchi. E io vorrei salutarvi con un brano molto bello, un brano un po' particolare, un classico della nostra Napoli, scritta dal grande Salvatore Di Giacomo. La canzone in questione si intitola Serenata Napolitana. La dedico a tutti voi, vi auguro una felice serata e arrivederci presto, grazie. Sulle suole delle taste nostre faccio volere il paese stampare e che notte e che sombra si fu freschi a notte e la luna d'argento soglia in cielo che bianca ogni tanto lo vento rinda l'aria si sente di passare. No, che notte, ma perché non t'affaccia, ma perché tutto insieme s'amore perduto, tutto insieme decine danate e chiamate e venite con lui. E chi state a molto bene, stai pensando e ma che state stasera non viene e mai più lo dire me ne
così. Io- Non ti smentisci mai. Io quando Complimenti. io nelle mie presentazioni, che modestamente faccio da ben 46 anni, so quello che dico. Cioè io non presento un artista usando degli aggettivi che poi non risultano, dice che si annuzzicare in tallangò. Io dico delle verità e vi dico che dopo tanti anni che io ascolto ancora la brava Giusiciano, quando lei canta, non lo faccio vedere per le mie, i denti di pecuna, cioè c'ho i brividi, i piedi si sono raddrizzati. Tu sei una cosa straordinaria È vero, e te lo dicono anche loro con l'applauso. complimenti. Senti qua, senti. Poi devo dire la verità, più anni passano più diventa giovane, ma com'è possibile una cosa del genere? Complimenti. Se mi permettete vorrei ringraziare anch'io questa grande amica mia, oltre che grande artista che mi è venuta a onorare questa sera. Grazie Giusy. Grazie, grazie. Grazie. Comunque non ci lasciare, perché non si sa mai che durante la serata può darsi che ci viene voglia di riascoltarti. Giusiciano! Ecco qua. Allora Nando, la serata è ancora lunga, ci sono ancora tantissimi artisti con noi che sono venuti qui per omaggiare il nostro amico Gino Polese. Ci stiamo tanto emozionando, ma io vorrei anche ridere un po', tanto. Voglio ridere, vuoi raccontare? Su braccio ti faccio solletico. Raccontiamo una barzelletta, dai. La barzelletta? Una barzelletta. Volete ascoltare una barzelletta? Sì! Forza Nando, dai. Signor, sì, o italiano o napoletano? Sì, e invece è napoletano. La serata è napoletana. Allora me la dico in napoletano. Mi ha fatto un momento pure, perché questa l'ho ascoltata ieri sera. Io ne conosco a migliaia, però questa qua l'ho ascoltata ieri sera per la prima volta. Alla sa l'ultima? Dove? Sì. Ah, ok, vai. Mi è piaciuta, perché stranamente la notte gira, no? Ah, io ancora già dice già ride, non ci capito. Allora, state bene attenti anche voi da casa, quelli che non l'avessero vista in televisione. C'è un signore, un napoletano, che sapete ci sta nei mercatini, bancarelle, mesi di festa. Allora si ferma vicino alla bancarella in un cinese e chi le dice signore vuoi comprare, signore compra un uncino, compra un braccialetto, dice no, io te che sta roba, che devo fare? E compra occhiali e manda anche una quarantina di occhiali, ma questi occhiali speciali. E a che servono? Dice, da qua dentro tu vedi nudo. Allora prende questi occhiali dal banco e se li mette. Wow! Tutti nudi. Solo la signora non aveva nudi, no. Tutti nudi attraverso gli occhiali. Vuole riprovare, alza gli occhiali, vestiti. Li riabbassa, nudi. Vestiti, nudi, vestiti. Ma io maccatti e lento, quanto costa? 50 euro signore, 50 euro, ce ne i soldi e se ne va a casa. Arriva a casa, apre la porta e trova la moglie in toilette con un'altra. Si mette il land, nudi. Se leva il land, nudi. Si mette nudi. Si cancella il cinese, non sono buone proprio, dice. Hai capito? Applausi a questa vena così ironica che io sapevo. Bravo Nando! Vabbè, più tardi tempo permettendo ne raccontiamo un'altra. Faremo delle altre, sì. Adesso chi vogliamo presentare? Ci sono tanti artisti qui, è il momento di chi? Noi sappiamo che il nostro Gino Polese, la signora Starena ad arrivare con l'Italia. Signore, volete lei, da capirla? Non volete niente. Ah, allora sappiamo che la serata, perché Gino Polese è un meroliano proprio di nascita ed è il figlioccio artistico di Mario Merlo, ci sono molti artisti che sono proprio meroliani doc. Nel senso che hanno portato avanti la canzone di Mario Merlo. Lo stesso discorso, ecco perché piacciono queste canzoni. E lui è stato colui il quale ha lanciato anche le canzoni di Giglia, Nola, Barra, comunque di Giglia si cantano le sue canzoni. Poi ha cantato La pelle di carne. Ha cantato la canzone che arriva. La signora ha già capito di chi stiamo parlando, ma avete capito perché stasera c'è Nando Iannuzzi qui? Perché praticamente lui conosce tutta la storia della canzone napoletana. Facciamo veramente un applauso perché Nando ha iniziato giovanissimo, radio, teatro, tv, cinema, di tutto di più. Complimenti veramente, per me è un piacere essere accanto a te questa sera e sentirti raccontare tutta la storia della canzone napoletana. Poi viene fuori la canzone Fernuta Zezzanella. Hai capito un po'? Noi a Napoli lo diciamo sempre quando finisce la buona vita. E lui stasera non so quali canzoni ci canterà, solo che noi con somma gioia vi presentiamo questo personaggio, devo dire unico nel suo genere, ed è Mimmo Taurino! Non di Morga, ma appaggiato una vita con te.
Buonasera, io ho pensato di cantare una canzoncina allegra, popolare, perché stiamo in un momento un po' difficile. Io penso che le pensioni ce l'hanno dei figli rossi, no pubblico? Perché a 30 anni stanno ancora in casa, a 40 anni. Allora la canzone porta per titolo, non lo dico titolo, vai. Non c'è bisogno di titolo, si conosce. Amore, Genna, vai, sai che sono senza mutandine? Uffa, ancora con sti spesi, o vuoi capire che è fernuta la sezzonella? Fernuta la sezzonella, sono passate tempo bello, figli e figli a cantarella, io vende faticare, non dice che andava, ma nessuno mi senteva, pure di me sto cagnata, la compagna non c'è più. Chi mangiava chi l'aveva, la buffava e non voleva, la forniva nera la mara, la forniva che non ciucciava. Dal maestro per prendere la tonalità. Vai, vai, vai. Io faccio così, direttamente con voi. Dimmi come può
si guagliò, l'amore non può canare, ma ci fa un destino, ma so più bella da già morire, perché a me tu sei caratena, Donata si Maria, io cara Davide mia, Maria Maria, a te. Tu non mi dici mai, mai una parola, dimmi una volta sola, ti voglio bene e poi fammi morire. Tu canti e ridi e mi dormi nella gioventù, io me ne vado, ma sempre stessa resta tu. Quando mi chiama tutto mi dice figlio non pensa che io, per me tu sei caratena, Donata si Maria, di bella Davide mia, Maria Maria, a te. Tu non mi dici mai, mai una parola, dimmi una volta sola, ti voglio bene e poi fammi morire. Vittorio Verde, Giovanna Brea, Gino Polese. Tu non mi dici mai, mai una parola, dimmi una volta sola, ti voglio bene e poi fammi morire. Grazie, grazie molto gentile. 1,80 m. Guardate, no, ma non è la festa di Piazza Mia. Appunto, no? Volevo dire una cosa sola. Io il 9 gennaio ho fatto i miei 40 anni discograficamente. Però ho fatto un video, sto preparando un video che uscirà al più presto possibile, racconterò tutto. Io stasera volevo cantare una canzone un po' particolare, perché proprio oggi fa un anno che ho perso mio padre. No, non ce l'ho, per non soffrire. La canzone si chiamava Don Ferdinando. Però se voi mi date la possibilità, mi date un do, ti posso raccontare un do con Polese. Maestro, un do, Mimmo Taurino per questa bellissima canzone. Possiamo rimanere qui? Sì.
mi voglio raccontare la vicina Mori, chi te ne sa di lui, una volta in pena, mangiata il non si capisce niente, tanto basta terra, e marivolo su, proprio muoio, tu papio tu sei troppo onesta che l'annata per l'uomo non esiste, vai, vai, a lontano da sta palestra, che da vita di mamma, e non mi la per la massa, dice al cielo, scende mossa, o quando è la padalassa, non va a vedere la libertà. Io vi ringrazio amici, amici da Mari, e vi dico a tutti quanti, buonasera. Grazie, Grazie Mimmo, grazie del Mimmo Taurino. Grazie affettuosamente. Taurino, grazie a te. Grazie a Mimmo, grazie. Sì. Ci vediamo dopo? Ok? Ciao, sta andando bene la Grazie festa? a tutti, sì, sta andando È molto tutta bene. in tuo onore, non finisce qui, tranquillo. Allora, Gino, dopo devi continuare un po' anche te con qualche brano di quando eri piccolino. Mi ha detto tua moglie che hai portato qualcosina. sì, ci ha portato quasi solo curto per fare la scena è quando vero, sì, una magliettina piccola e pantaloncini. Antonio, se vai nella cartella al Cinopolese a 12 anni, facciamo ascoltare qualcosa quando avevo 12 anni. Mo ne tengo 62, quindi siamo là, sono 50 anni fa. Quindi io festeggio 50 anni, ascoltatemi quando avevo 12 anni. Quindi proprio agli esordi. Antonio, il fonico, facciamo un applauso al fonico. Sì, ovviamente Antonio, dobbiamo fare cartella un applauso Cinopolese speciale a 12 tutti. anni. La mia cartella. Ma non la cartella della scuola, la cartella di Vabbè, musica. intanto noi possiamo andare avanti, intanto che cercano questi brani, sì. Vabbè, allora, adesso abbiamo chiesto il parere all'assessore, abbiamo chiesto il parere a Vittorio Verde, ma il parere vostro qual è? La serata è Vi positiva? state divertendo? Sì. Ci voleva un po' di musica Sinceramente. napoletana, no? In piazza per le persone un po' più adulte, diciamo così. E anche i giovani dovrebbero imparare a conoscere questa musica e ad apprezzarla, no? Allora, adesso c'è un personaggio che io ho ammirato moltissimo stasera per quanto mi ha detto. Lei per venire a Pomigliano d'Arco, poiché è una grande amica della moglie di Gino Polese e anche dello stesso Gino, lei stasera doveva andare a guadagnare dei soldi in un posto a cantare e ci ha rinunciato per essere qui. Sta ragazza è proprio da ammirare, va bene? Quindi noi la accogliamo con un doppio applauso ed è Imma Palumbo. Ah, Imma Palumbo, una cara amica. Imma, dove sei? È anche bella oltretutto, È una bella donna e Senza- molto senza illustrata. Dov'è? dimenticare. Imma! Ora ci ha fatto la coppa di 40 Eccola soldi lì, là. sta arrivando! Ah. Andiamo a far sentire le mani! Accogliamola con un applauso! Sapete quando ho Accogliamola chiesto con un per me? applauso! Imma, eccola qui, la Imma meravigliosa Palumbo. Mora napoletana! Buonasera a te Imma, ciao, buonasera, Vieni qui benvenuta. al centro. A te il microfono per deliziare i nostri amici del Non me pubblico. l'aspettavo, grazie. Cosa ci fai ascoltare? Veramente sono proprio una sprovveduta. Diciamo così, gli amici sono venuti in piazza per salutare semplicemente Gino. Ovviamente noi becchiamo una bella voce come Imma Palumbo e non possiamo fare a meno di farla cantare, poiché siete degli artisti veri e qui abbiamo dei professori di musica reali. Tutto si può fare dal vivo quando la voce c'è, la musica c'è. Vai Imma Palumbo! Grazie. Allora maestro, io non me l'aspettavo, per me è stata una sorpresa. Vogliamo provare un passione? La stella. Giura che tu non sei più niente.
proprio un'improvvisata. Grazie Ilma, grazie anche e soprattutto perché ho già spiegato che avevi rifiutato. Hai cantato una bella canzone del maestro Enzo Di Domenico che stasera io dovevo portarlo qui, non era in condizione di venire, vi manda tanti saluti, ma quanto prima lui verrà a Pomigliano d'Arco. Per Enzo Di Domenico, autore di 2000 canzoni, e per la brava Emma Palumbo che ha interpretato Passione grazie mille. Poi volevo dire una cosa, per me era doveroso questa sera omaggiare Gino Polese, perché oltre ad ammirarlo come artista, come grande artista, io sono veramente una sua grande amica, lo voglio davvero un gran bene. Come Grazie a quanti. tutti. Grazie Imma. Grazie Ilma, grazie mille. E allora Nando, adesso cosa facciamo? Nando, ma tu canti? No, io canto ma non qua perché non ho portato. Io canto solo con la mia orchestra, sai? Tipo? Qual è la tua orchestra, scusa? Qual è l'orchestra tua? Questa non è un'orchestra, no, adesso scusa. stanno suonando in Brasile, stanno in Congo, no? Non mi permetterei mai in presenza di cantanti veri di cantare. No, veramente, lo faccio qualche volta, ma non in questa sede. Però dici barzellette, questo sì. Però la diciamo più tardi, poi ci sta un cantante che è ansimante che deve cantare, perché è giusto che sia così. Io ho anche anticipato prima, ricordi che tutti i cantanti in prevalenza sono dei meroliani. Bene, i maestri ve ne sono testimoni che nelle migliaia, dico migliaia, non centinaia di cerimonie che abbiamo avuto, sia feste di piazza, teatri e matrimoni anche, o chiamavamo così, Merolo o Picceril, perché chi è proprio Merolo o Picceril. Salvatore Meola! Buonasera. lontana chiara per male minute io non rimasi più come triste ti va bene a me ma so che d'amore Oh,
buonasera a tutti quanti, grazie. E anche io ho voluto partecipare a questa bellissima manifestazione, ovvero agli anni di carriera che oggi ha compiuto il mio carissimo amico, fraterno, 50 anni di... Eccolo qua, Gino Polese. Ecco qua, abbiamo detto tutto. Salvatore, io come tanti amici, colleghi che mi stanno onorando, per me è un piacere averti oggi in questa bella piazza, con questi grandi amici che ci sono venuti a onorare, Ci sono ancora tanti altri. Grazie ancora Salvatore, grazie a te. Hai dimostrato veramente, come tanti altri che si stanno esibendo, veramente che ci tenete con me. E io ti ringrazio tanto. E se permetti questa serata la vorrei dedicare in particolare a una persona che purtroppo non ho più da qualche anno, a mia mamma. Ciao mamma, tutta per te questa serata. Grazie Salvatore. Io canto la seconda canzone, poi ho il tempo di salutare, poi vabbè, comunque grazie ai signori maestri. La prossima canzone va in dedica a voi, anche per la signora Rosaria, a tutti quanti voi. Un grazie per la vostra attenzione e un grazie per i vostri applausi. Alla prossima occasione, sperando di vederci presto.
presentatori rimaniamo dietro le quinte finché l'artista non finisce l'applauso, però noi siamo usciti perché castiamo una quarta d'ora e non lo potete continuare l'applauso per Salvatore Nero. Applausi per Salvatore Nero, complimenti, che meraviglia, un applauso Salvatore ovviamente Presto, grazie. all'orchestra, bravissimi. Bocca al lupo. Complimenti a tutti. Che bella serata, Nando. Che Sì. bei brani quelli di una volta. Non ci sono Soprattutto più. per me. Non ci sono più questi brani. No, ci sono sempre, solo che i giovani di oggi non apprezzano queste No, canzoni. dico, non nascono più brani così, assolutamente, questo volevo gli dire autori- ovviamente. Ma le canzoni si usano ancora perché i giovani non le hanno ancora apprezzate, poi fanno tutte queste musiche, il rap, i rap, queste cose che con tutto il Ma poi ci hai rispetto fatto anche per caso, tutti i cantanti che nascono oggi dopo qualche mese spariscono, invece gli artisti Sai di perché un tempo sono ancora presenti nella memoria di non è che tutti. spariscono, il restano proprio. Li arrestano? Scherzate. Allora No. adesso dobbiamo andare avanti. Sì, aspetta, ma che io ho avuto un momento di grande emozione stasera. Sì. Perché io sono stato avvicinato da un signore che ha detto: ma tu sei Nando Iannuzzi, sì? Ti ricordi me? Sì, e lui aveva qualche capello bianco pure lui, però abbiamo rimembrato, siamo ritornati indietro negli anni, abbiamo parlato degli anni 60, quando eravamo agli in giro, facevo i scugnizzi, ci appannevamo un tram a Napoli, io non ho pagato carrozzella Da un lì papà. il termine attacco tram è venuto da E lì, quindi giusto? io saluto con un abbraccio sincero il mio grande amico di gioventù, Ernesto Esposito. Tu stai Ernesto, fatti vedere, hai la mano. Dov'è Ernesto? Grazie, stai in mezzo per poter salutare là. Mi ha commosso proprio perché mi ha abbracciato Ciao Ernesto! con affetto, grazie. Allora, parlando di gioventù, la sua gioventù è iniziata cantando. E poi invece tante Poi altre invece- cose, teatro, poi no, teatro, cinema, recentemente le fiction, insomma tanto teatro. Pensate che lui poi cominciò il vero teatro con Gino Bravieri allora. Ma ve lo faccio ricordare quando ad un festival lui cantava "Sta arrivando Wabde", vi ricordate? Allora vedi che sai cantare, Nando, vedi che ma sai sono stato cantare. da qua, poi non lo so fare. Solo questo sa fare. Amici telespettatori, amici di Piazza Piazza Primavera. Piazza Primavera, attualmente Piazza Leone Giovanni attualmente, Leone. Piazza Leone. L'onore di presentarvi uno degli eroi dei festival di Napoli e della canzone napoletana, Antonio Buonomo. Buonasera Antonio! Buonasera a tutti, grazie. Grazie Donino, grazie. No, Gigi, Grazie assai. complimenti e auguri. Lui Grazie. era un ragazzino piccolino e lo sono cresciuto bene. Grazie Antonio. Una lettera che non arriva mai e una speranzina parole in me e una tristezza in una sciolta per me, che sto aspettando, scrivimi, fammi sapere se io verrei per noi, dimmi se nata già da passare.
al grande Sergio Bruni, che io ho conosciuto moltissimi anni fa, nel 1967, ero ragazzino, tenevo i miei 17 anni. Sì, e oggi fanno 16 anni dalla scomparsa di Sergio Bruni. Io vorrei un applauso forte per questo grande maestro che abbiamo avuto e che ci ha insegnato davvero tantissime cose. Io ho avuto l'onore, dopo tanti festival che ho fatto con lui, avevo temienza di avvicinarlo più che altro, e lo guardavo da lontano, di come si comportava, come spiegava l'orchestra e tutti quanti, e anche tutti quanti noi. Io sono onorato di averlo conosciuto, e poi dopo tanti anni ebbi una telefonata dai fratelli Bideri, la casa discografica, un'edizione la più importante che abbiamo a Napoli, o meglio che avevamo a Napoli, che a Napoli è finito un po' tutto tra le altre cose. Ebbi questa telefonata dal direttore della casa discografica, arrivo e trovo il grande Sergio Bruni con un dito su un foglio. Questo era 1971. Dice: che cosa sta scritto qua sopra? Dico: maestro, c'è scritto il mio nome. Dice: bene, e qua che cosa c'è scritto? Dico: forse è un titolo di una canzone, dei versi di una canzone. Dice: sì, hai ragione, è un titolo di una canzone che ho scritto io e il maestro Langella, e la canzone è questa qua. Io ebbi il grande onore nel 71 di essere chiamato da Sergio Bruni per cantare questa canzone e partecipare con lui, perché lui aveva voluto che io cantassi insieme a lui questa canzone, e che questa canzone la si doveva provare 2 volte alla settimana giù alla sua villa con la buonanima del maestro Augusto Visco e Langella e gli autori. E io ebbi questo onore. La canzone io la vedevo un po' monocorde, e allora io dissi: qua ci vuole qualche cosa per farla aprire. E tutti quanti tremavano dalla paura, dicendo: ma tu fossi pazzo, ma fammi capire, tu stai a casa di Sergio Bruni non si chiama Maronna, tu così colà, tu dici sa da cagnà la canzone così colà. Dissi: vabbè, avete ragione, eccetera, però senza dire niente a nessuno. Ad un certo punto, quando scese da casa, perché Sergio Bruni, il maestro, ci faceva fare sempre un quarto d'ora, 20 minuti di anticamera, allora sentì che io stavo gridando un po', dice: ma che sta cacciata, ma che sta... E io gli dissi questa mia idea di cambiare un po' questa canzone qua, ed era proprio il ritornello, e io adesso ve la faccio ascoltare. E naturalmente un bacio in cielo al grande Sergio Bruni e un bacio a voi che l'ascoltate. Eccola qua. Da tanto lontano, lo fu la sera, stai incantata da mare, lo sogliato, sto forastiero, su
ci stringi di braccia la bruna, come le spose, dice a gente con buona fortuna, facendo sempre così. Ancora rimasti qui a Napoli, grazie veramente. La storia di Napoli, complimenti. Andò, sono 50 anni che te lo dico, tu dici pure che sei stasera in camicia, e Giovanni Leone mi è testimone. Tu non canti, tu pinti, Andò, tu pinti in canzone. Tu sei l'onore di Napoli, è un'anima Antonio Bonomo. E te lo posso dire. Io ho avuto il piacere di incontrare un'altra volta un sacco di amici miei, l'orchestra. Io vorrei un applauso per loro perché siamo cresciuti insieme, è un onore stasera stare con loro perché veramente abbiamo fatto tanta strada, tanto lavoro insieme ed io stasera sono contentissimo di avervi regalato naturalmente 2 canzoni belle e naturalmente commemorato uno dei più grossi artisti, cantanti e cantante che abbiamo avuto a Napoli, il grande Sergio Bruni. E poi non vi dico di altri colleghi, mi permetto di dire colleghi perché mi hanno cresciuto, il grande Mario Abate, Nunzio Gallo, Alberto Amato, Alberto Berri e tutti questi grandi cantanti qua. Io sono contento ed onorato di aver partecipato a questi 50 anni di questo fenentone che io mi sono cresciuto e comunque sono stato onorato. Poi non lo so se adesso hanno fatto tutto per quanto riguarda la canzone nuova che io ho inciso pochi mesi fa, non lo so se possono mandarla. Se c'è la base, sì. No, siccome c'è la base, c'è il disco proprio, la numero 2, se è possibile, si intitola Vita e Musica, che bella, numero 2, grazie. Questa la canta in anteprima in piazza stasera, eh? Sì, è la prima volta. Grazie. Non ci sono mai stato, non so quanti voti ho sbagliato, tu biglietto di una vera e te la finita.
sana. Ma che lo sente, mo sono a domandare. Tutto passato la cena giallata. Fammi restare con te per tutta la vita. E che la caccia fatti è solo per tu. E mo sto qua, qui, ma t'abbracciare, ma te passare. Vita, tu quando mi sia vita, insieme a te ritorno a nascere con te, che sta vita mi accadrà. Tu, sia un miracolo e sta vita, tu con me sia vita e che ho nessuno mai se va a bastare te, io e te, ci manca abbastanza insieme, e manca io ci fa separare. Cosa c'è quando in po' sono mancato, quando è buttata sola e abbandonata, appresso a me di consumata vita, e quando in cosa bella c'è sciumata, ma mo sto caro da abbracciare, da passare. Si amano per davvero dalla A alla Z. Grazie a tutti, buonasera. Grazie naturalmente a Polese che mi ha dato questo piacere di partecipare ai suoi 50 anni. Grazie a te Tonino, veramente è stato un onore per me averti qua. Assolutamente, io ho visto un sacco di colleghi miei, sono felice, sono contento e sono contento anche per voi. Grazie per questi applausi. Grazie Antonio Bonomo, grazie Tonino. Arrivederci, grazie. Devo dire, a nome loro e a nome della canzone napoletana, ti abbraccio. Antonio Bonomo! Allora maestri, facciamo qualche pezzo. Grazie Tonino. Allora ascolta. E grazie all'orchestra ragazzi, un applauso forte per loro. Grazie Antonio Bonomo. Grande Carbone e tutti quanti insieme. Ancora applausi per Antonio Bonomo. Allora Gino, io voglio domandare al nostro pubblico, vi state divertendo? Vi state divertendo? Vi piacerebbe ripetere questa serata? Vi farebbe piacere un'altra serata così? Con gli stessi artisti, magari anche altri nuovi? Va bene. Però che soldi. Ah vabbè, non lo so, io sto chiedendo. Noi stiamo proponendo, perché no? No, si scherzava ovviamente. Allora, ma tu stai facendo solamente lo spettatore stasera, faticavo o no? T'hanno chiuso il microfono. Parla, non si sente. Alzate il microfono a Gino Polese. Poi tra un cumiglio e meglio, tranquilla. Che succede?
E nemmeno mia. Ah, chissà chi Ma quella è della tromba, ma cosa combini? Ci stiamo imbriagando È stasera. venuto Gino ha incasinato un po' tutti i palco. Allora cosa vuoi dire? Vieni qua. Allora Magda, io veramente sono onorato innanzitutto di stare in questa bella piazza con queste tante belle persone che ci sono venute ad onorare, perché non solo a me hanno onorato, ma stanno onorando tutti i cantanti che si stanno esibendo, a te che sei No, io mi sto bellissima, una grande divertendo anche bella perché presentatrice. grazie a Nando sto conoscendo un po' la storia della canzone napoletana, no? Perché io vi conosco e vi apprezzo tanto, apprezzo questa musica quando è pulita come quella che state mostrando questa sera. Vogliamo dire tu dove sei? Il Dove mercoledì? sono? Il mercoledì potete seguirmi su Rai 2 nella trasmissione Reality con Enrico Lucci, Asia Argento, sono opinionista in quella trasmissione, quindi se volete mi fa piacere. È stato un piacere, è un piacere Magda. Allora facciamo qualche pezzo, Facciamo qualche pezzo, con l'orchestra. allora ti lascio con l'orchestra, Grazie. va bene? Ancora buon divertimento. La passione mia era di rosa, soltanto rosa rossa, succura meraviglia, succura mi riceve tante cose, ma non mi rende mai, a stevanato giorno come te. Forse la gelosia, pensando che mi renda, io mi scordavo adesso, ma innamoravo di te. E come in fatto vera così è stata, appena t'ho vista, mi sono innamorata. E mo' per tutta la vita, filare dalla chiesa la giacchetta, porta sempre con me una margherita. La passione mia era nel rosa, soltanto il rosa rosso. Sto giorno mi era amico, sto giorno mi diceva tante cose, ma non mi rende mai, a stevanato giorno come te. Forse per gelosia, pensando che mi renda, io mi scordavo adesso, ma innamoravo di te. E come in fatto vera così è stata, appena t'ho vista, mi sono innamorata. E mo' per tutta la vita, infilati dalla chiesa la giacchetta, porta sempre con me una margherita. La passione mia era nel rosa. Grazie. Sì. Allora adesso Sì, aspetta, adesso è il momento. C'è sta una signora in lacrime che può vicino a Vieni qua. te e io l'accontento. Venga signora, si accomodi. Prego. Hai capito? No, c'è sta Che pure. bello, facciamo un applauso. Ma mamma, meraviglia, sì, ma fa vedere che ci sta, la gente è curiosa. Allora, voglio capire un po' la signora, venga Allora, qua, di qua accanto a questa me. signora è una mia fans, proprio una delle mie prime fans, che mi segue ovunque dove mi esibisco
lei è sempre presente, quindi questa sera ha voluto onorarmi e farmi questo piccolo pensiero. Grazie, Come si chiama la signora? Carmela. Vogliamo fare un augurio qui sul palcoscenico speciale a Gino Polese? Per 100 anni, sempre così, sempre avanti. Che bello, lei quindi è vissuta con la musica di Gino. Sempre, muore insieme a Gino io. Che bella, complimenti Allora signora. non fate 100 anni tutti e due. Attenzione che si scartoccia il regalo, eh? Guardate anche voi in televisione da casa. E voi qua fate fa presto. Vediamo un po' la signora, che no. pensiero, che bello! Meravigliosa, Che bellissima targa la signora! Sì, La sì, devi leggere, Gino, leggila. lo leggiamo. Allora, hai raggiunto 50 anni di memorabile carriera. Sei stato un esempio per tutti coloro che Ti conoscono. Di uomo di successo, autore e cantante formidabile. Auguri per altri 50 anni. La famiglia Cipullo, grazie Carmela, molto gentile, veramente una cosa molto bella, ti ringrazio molto, è un omaggio veramente bellissimo, ti ringrazio, grazie. Signor, però in questi a altri, Ciro e Anna pure. questi altri 50 anni che avete augurato, la prossima volta facete già la macchina. Poi ci avete fatto la targa, poi facciamo pure la macchina in futuro. Poi la targa già di ieri, va bene? Hai visto che c'è per là, eh? Allora Gino, Grazie però... signora Carmela, grazie. Arrivederci signora Carmela, a presto! Però non finiscono gli omaggi per Gino Polese. C'è un altro augurio speciale per te. A Gino Polese per i suoi 50 anni di carriera. Congratulazioni, ci hai resi tutti più orgogliosi. Sono molto felice per te. Con immenso affetto, Mario Pignatiello. Questo Mario è per Pignatiello, te. sì. Questo è il mio compariello da Somma Vesuviana, grazie alla famiglia Pignatiello, grazie Mario, veramente sono commosso, grazie a tutti, veramente è una cosa bellissima questa sera. Le macchine passano a dove? È una cosa che rimarrà per tutta la vita, grazie. E vorrei ringraziare, scusami Magda, al mio amico Enzo Fucito, grande operatore e anche grande cantante, chi se ne può tutto fare. Enzo Fucito, Bruno Bonaugurio, agli amici, ad Antonio il fonico di questa serata, grazie a tutti, veramente sono commosso, non ho più parole per descrivere tutti i colleghi che mi stanno onorando. È un numero uno è Vittorio Verde, ovviamente, facciamo un applauso al grande Vittorio Verde che mi ha organizzato questa serata che non dimenticherò mai. Grazie Vittorio, grazie a tutti quanti voi, grazie. Dai. Però Gino, scusa, ma tu dove vai? No, dopo lo facciamo cantare, dopo. Ah, dopo in coppia? Dopo lo facciamo, voi sei emozionato. Ok. Ti chiamavo a te per Allora andiamo avanti, dai. Signora Carmela, grazie. Dopo ha fatto una richiesta che senz'altro lo potrai fare tu. Adesso lo facciamo a livello Cosa facciamo? televisivo. Sì. Ci estraniamo un momentino dalla piazza e passiamo Alla TV. alla TV, agli amici telespettatori di TLC, canale 174 del digitale. Buonasera a tutti, grazie per essere con noi e con questa meravigliosa serata dove stiamo cercando di omaggiare al meglio il grande Gino Polese. No, lo stiamo facendo perché molti artisti sono venuti ad onorare questa ricorrenza molto importante. Vieni qua Magda, andiamo in primo piano. Andiamo in primo piano, Dobbiamo andiamo. dire ai nostri telespettatori che adesso stiamo per presentare un'artista bellissima. Biondissima. Ma non bellissima solo per me e per tutti, perché oltre ad essere molto bella è molto brava. È una di quelle che il guaglione diciamo a Napoli sfizioselle, proprio che il guaglione a Graziatello quando canta, come propone il suo prodotto canoro al pubblico che l'ascolta. Signore e signori, Teresa Rocco! Buonasera a tutti, che bella gente, quante belle persone, quanti bei presentatori. Ma avete visto qua? Questa vale per due. Teresa, Complimenti. No. E poi lui è il mio amico del cuore. Buonasera a tutti, auguri a Gino Polese, vanno i nostri auguri e i vostri applausi. Se non siete molto stanchi e volete fare insieme a noi gli auguri a questo artista che possa festeggiare ancora per altri
50 anni. Ma che sta, che cosa fai uno? Loro rimangono con noi tranquilli. No. Allora, Allora, abbiamo la vera canzone. diamo il via subito a questa breve parentesi, Sì. no? Musicale. Intanto grazie a questa bella orchestra. Ahimè però io non ho portato le parti, per cui non sapevi tutto sto fatto. Vale per la proscelta. Pensavo che era una cosa così. No, non sapevo. È una cosa importante. No, assolutissimamente no, però pensavo alle feste che facciamo noi, Esatto. l'orchestra non esiste più, Vabbè. purtroppo. Teresa Allora, Rocco. Grazie. Possiamo partire? No, io parto con le basi, Jenny. Mi spiace. Teresa, io sono onorato anche per te, grazie perché siamo amici da tanti anni, io e te. Anni, però, come Troppi dici, anni, quando però siamo sempre l'amicizia è giù. vera, quando l'amicizia è vera È siamo vera. sempre presenti. Grazie. Noi Teresa. siamo quelli che siamo e quelli resteremo per sempre. Sempre, sempre. Ci lega un'amicizia da tanti anni con questa grande artista che è Teresa Rocco. Grazie ancora grazie Teresa a per te, avermi Gino. onorato. Grazie a te, Grazie. Per altri Teresa 50. Rocco, grazie. Grazie a lui. E allora adesso cantiamo una bellissima canzone anche questa, che è un po' l'emblema di tutte le canzoni classiche napoletane, si chiama La Serie Maggio. Buon ascolto.
risponde, stai distratto come te. Io te tengo in tuo cuore, sono sempre innamorata, ma tu invece vieni sanata e te stai scordando me. Grazie mille, grazie. Ma che meraviglia, ancora un applauso a Teresa Rocco. Grazie Teresa, a presto. Adesso è il momento di un personaggio che io amo tantissimo perché comunque è un personaggio molto simpatico, è un cantante, un musicista, cantautore, autore per sé e per gli altri. Accogliamo con un applauso Peppino Di Bernardo. Buonasera. Vogliamo fare un altro applauso per chi stiamo festeggiando? 50 anni mi parlano pochi,
ma sono tanti per chi parte all'inizio è presto, perché uno diventa vecchio, dice guarda, tieni 50 anni professore, ma quando inizia presto, perché il personaggio che è Gino Polese è stato un ragazzo prodigio, eccolo qua, facciamo un applauso, lui è iniziato quando tenevo già 11 anni, allora non è che è vecchio, è giovane comunque, però gli anni sono passati. Grazie Peppino, anche a te ti ringrazio per avermi onorato questa sera ed è veramente una gioia immensa, che ho visto tanti artisti, tanti amici miei che mi vogliono bene veramente. Grazie anche a te Peppino. Io ho avuto, grazie a te di questa amicizia che resta e resterà sempre, esatto. Io ho avuto il piacere di scrivere tantissime canzoni dai più grandi, da Pino Mauro, Zappullo, eccetera, 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 eccetera. E tra questi c'è anche Gino Polese. Grazie. Auguri, Peppino. 100 di questi giorni. Grazie. Ed ora vi canto, scusatemi maestri se non canto con voi, vi faccio riposare. Canto alcune canzoni che fanno parte del mio repertorio, possono partire le basi. Grazie Antonio, vai. Volume, vai! In mano su accarezza, mi vedi cosce per camminare da numero. Occhi sono fatti per vedere, mia capo è fatta per pensare, se non sti cose magari che ti ne fa. La roba bella si fa vedere, l'uomo che ne dice fa venire, perché sta bella da respirare, sotto i panni di ascomiglia. Non può restare sempre così, con emozione e cominciare e fanno sbattere sto cuore si ti innamorerà. La roba bella si fa vedere, l'uomo che ne dice fa pigliare, perché sta bella da respirare sotto i panni di ascomiglia. Grazie. La prossima. Tranquillo, vai. Dammi volume, subito. Ma se non vuoi
Grazie a Rosanna Prea, compagna di Gino Polese. Cosa dice così, maestro Gennaro Calvo? Ma parla moderna, parla social. No, Peppi, si dice compagna quando non è sposato che convive, è la moglie effettiva. Perché mi poteri suggerire? Però no, è così. non andiamo oltre. È così. Ma vuoi andare oltre? Non andiamo. Maestro, vogliamo raccontare a Gino, anche perché è la sua festa, una partita a biliardino una volta come andò a finire? No, perché maestro, scusatemi. E ci sono anche i vostri colleghi qua. No, noi facciamo 2 brani a testa perché i cantanti sono ancora parecchi. È fortunato. Ah vabbè, diciamo che ho vinto io e poi non andiamo oltre, ok, va bene. Di nuovo a tutti, auguri a Gino Polese! Grazie. A tutti, grazie, ciao ragazzi, ciao. Grazie Peppino Di Bernardo. Scusate, noi ci dobbiamo attenere per etica professionale 2 brani a testa, tranne eccezione, perché festeggiate il lupo da quando vuole, però ad una certa ora c'è proprio la legge di pubblica sicurezza che ci vieta di fare il rumore, chi sta chi gradisce la musica e chi no. Adesso invece, a parte la musica, Magda, abbiamo il teatro carnale, il teatro verace napoletano. Abbiamo un'altra persona che ha fatto la storia di Napoli, tra l'altro dobbiamo ricordare che lui è figlio di un grande impresario teatrale. Il famoso Giacchini Caravito lo chiamavano. Facciamo un applauso alla sua memoria perché lui è stato un grande impresario. E il figlio ha seguito la scia del padre artisticamente, solo che lui è stato proprio il braccio destro di Mario Merola e ogni tanto viene fuori senza così infangare il mondo della sceneggiato. Lui lo fa con serietà e con grande zelo e soprattutto grande onore. E 2 anni fa io ho avuto l'onore di partecipare con lui in un grande lavoro teatrale su Merola intitolato Dal Re a Me, abbiamo rappresentato proprio qui tutta la nella storia città di Pomigliano. Quindi signori, il teatro della sceneggiata adesso lui è l'unico che è rimasto. Diciamo che per la critica è l'erede proprio di Mario Merola. L'erede, però è quella voce carnale, quel timbro di voce che insomma attira sia quando parla che quando canta. Antonio Ottaviano! Questa, subito, sforzare un po' di troppo, qui non sento, Pomigliano, che bella cittadina, dopo mi devo fare un po' di pubblicità perché... Sì, non so se lo sai, sto aprendo un'attività a Pomigliano io. Senz'altro, puoi fare quello che vuoi. Da mica a Cadretto, sto aprendo un locale ai miei figli. Tu si frada a me. Dai, allora tu quando gli manca, ci devo sentire. Anni 70, Gino Polese, cantante da Zucca. Quando ne può durare, sta dolce vita, come c'è più che rimane, vestito in quantità, non c'è sta desiderio, che non ti fa. La dolce vita, agli amici la vanità, si passi in mano buona, si lasci da mano aperta, non lo so cacciare, mi distrutta una manca della tua capacità. Si tocca un repertorio di colui che ha fatto la storia del teatro e della canzone napoletana, che anche se non c'è più è sempre presente, perché sono convinto che questa sera si è facciata la coppa una sta vicino a mamma, e sta dicendo che per la gente sta a Pomigliano il grande Mario Merola. Moneta novità, scuola sta faccia, sono commentatore,
quando che cantano Christmas, mondo che si sa cosa fare. Mio fratello Antonio Ottaiano. Vieni qua, fammi dire una cosa. Io rubo pochi secondi perché ci sono ancora altri artisti ed è giusto dare spazio a tutti. 50 anni, signore, che non male suo grande. Bella signora, l'applauso solidale. No, dicevo che l'amico mio fraterno polese mastica musica e arte contemporanea della nostra bella terra che è Napoli da molti anni e ha segnato una pagina di quella bella storia che rappresenta la musica napoletana. Gino Polese. Grazie Donino, grazie. E io voglio dire voglio spendere due parole per Antonio Ottaiano. Antonio Ottaiano ultimamente, negli ultimi anni, è l'unico che sta portando avanti la sceneggiata napoletana ad un certo livello. Io l'anno scorso, anche gli altri lo fanno, però lui l'anno scorso è venuto da quella scuola del grande Mario. L'anno scorso dovevo fare il teatro Roma, qui c'è il teatro Roma, sì. Poi non ci siamo messi d'accordo, ma quest'anno credo che arriverò con l'Acrima Napolitana e vi aspetto, però già fanno poche pubblicità. In da Nuova Cariella si chiama via Terracciano, dove sta la clinica K. Proprio in rimpetto, no? C'è un chiosco, c'è un baretto, si chiama così. Tra un po' apre, che le sue figlie mie, a me se ci sono i miei figli che stanno qui a Auguri Antonio. No, noi siamo legati a Pomigliano perché mia sorella abitava lì, in quel vicoletto lì c'era un pastificio una volta, là dietro. Bello, molto bello. E poi una volta teneva la banca pure a Pomigliano, poi riempita assai ma giuretta. Poi era la bancarella, poi è rimasta la bancarella. Vi voglio salutare con un altro pezzo del grande capo ed è Passione Eterna, ma prima vorrei un applauso per 4 di loro, 1, 2, 3, 4, ma rappresentano il Pentagramma, questa grande orchestra diretta dal maestro Gennaro Carbone. Andiamo. Ti lascio, Antonio. Grazie Cina, grazie. Ti lascio. Quando vuoi si alza un po' la basegna, ti pago il caffè dopo.
volevo dire che l'arrangiamento di questo pezzo è di quel signore lì, e poi volevo salutare la signora Rosanna Aprea. E tu sei di questa cittadina? Da 2 anni vivo qui. Ah, allora pomiglianese acquisita. Sì. Brava e bella Magda Mancuso. Applausi Ciao per a tutti. Antonio Ottaviano! Buona estate! Grazie Antonio. Perdonami, Nando è un grande amico mio e un bravissimo attore. 2 anni fa abbiamo fatto uno spettacolo teatrale, abbiamo girato tutta la Campania, in tutti i più grandi teatri, e lui ha lavorato con me. Un applauso perché è il signor presentatore. Buona serata a tutti e buona estate. Grazie Antonio, grazie. Allora prendi tu il tuo microfono, vieni. Che facciamo? Perché ci sta il rossetto alla fragola. No, quello no, io non l'ho messo il rossetto alla fragola, assolutamente no. Già c'era dei cantanti precedenti di ieri, sicuro. Oh mamma mia, ma il tuo vuoi? Allora, sì, il mio a Prugna. è buono perché sono pure la sativa. Hai capito? E come si parla se la signora? Si diverte la signora. La signora si diverte, è vero Come signora? sarà contenta perché arriverà il prossimo personaggio? Il prossimo personaggio è una donna, vero? Io lo chiamo la ciaccione tra le cantanti perché è unica che è bella, che sprizza simpatia da tutti i pori, sprizza sincerità, a parte la bellezza della voce. Una grande voce che ha accompagnato comunque la carriera di Gino Polese e non solo. Hanno diviso la vita insieme. Hanno avuto due bei frutti. 2 bei figli insieme. Stiamo parlando quindi della moglie di Gino. Non la compagna. Non la compagna, la moglie di Gino Polese. Rosanna Aprea. Guardate che coppia, che donna. Buonasera, ciao Rosanna, che eleganza. Sei emozionata anche tu? Ma che buono, Tantissimo. lasciai un poco vicino a me. Un grazie in particolare a Pomigliano d'Arco. Ecco qua, buonasera, buonasera. Grazie a Vittorio Verde, un Guarda, applauso. non so chi capi la mano, ma adesso, ma non mi sta essere geloso, guarda, la mano mia è libera. No, a scanso di quei Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Tranquilla. Grazie all'orchestra che è alle mie spalle, facciamo un forte applauso per l'orchestra diretta dal grande maestro Gennaro Carbone, che io saluto calorosamente. Intanto io me ne vado un attimino, vi lascio qua con le canzoni. Un applauso per Grazie Nando Iannuzzi Iannuzzi e per Magda Mancuso. Magda, la mia grande amica. Grazie a voi. Veramente una cosa stupenda. Questa sera io sono senza parole, veramente una festa che io non mi aspettavo. Grazie Vittorio, grazie sempre Vittorio. No, volevo dire una cosa, sapete da quanti anni conosco questo signore? Da quanti anni sono? Sono più di 40 anni. Più di 40 anni, e gli ho fatto questo omaggio stasera che lui non dimenticherà mai, spero. Un bel applauso per Polese. Grazie Vittorio, grazie a te. A loro grazie che a te. sono, Gino, permettimi Dopo che c'è un omaggio per te, spendo Vittorio. 2 parole, a loro che sono Sì. un pubblico meraviglioso, ringraziamo tutti gli Eccezionale. artisti che sono intervenuti Che mi alla hanno tua onorato, che mi hanno festa, onorato, grazie. tutti gli amici che Grazie sono a te. venuti, grazie a me, La ciliegina sulla torta. grazie. Vogliamo Mille fare un grazie. pezzo insieme? Sì. Allora, pezzo classico maestri, insieme. un bel pezzo insieme, va bene? Questa è una bella canzone. Dedicata all'amore. Viva l'amore! Infame fa passare a Giusì e fuoco che va brucia rinde vera e notte mi trascina e mi salvi Su un'ombra che cammina e che malinconia tutta ma questa breve gelosia non me la sai perché con la fantasia quando tu non stai con me
sapienza che sta fuori a bugia, mo che mi stai lontana, vorrei caccio la sera, pigliasse sola a te. Un applauso a questa grande orchestra. Questa prodigia. Applausi! Ma che buona fantasia! Quando tu non sai con me. Grazie Pomigliano, grazie. Avete risposto alla grande, grazie, veramente ve ne sarò grati per tutta la vita. Io voglio ringraziare molte persone che sono venute a trovarci qua stasera. In primis c'è la mia amica grande Imma Palumbo che ha cantato prima. Imma, insieme a Enzo, un abbraccio. Grazie a te. Poi a mio cognato, mia mamma a tua che è mamma, presente mia qua in suocera, prima fila. grande Grazie. mia suocera Carmela, insieme a Rino e Annalisa. Rino e Annalisa, poi c'è Carmela da Ponticelli, Carmela che è la da tua grande Ponticelli, fan. sa signor Rovaldonette, grande. Famiglia Triola che è venuta a trovarci. La famiglia Triola, Luigi, la famiglia Verde, Luigi la famiglia Somma. Vittorio Verde e tutta la famiglia Verde. Famiglia Verde. Poi fammi vedere chi c'è Famiglia stato. Pignatiello. La famiglia Rovizzette qua che non sa scegliere.